Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Ma un incontro a due facce, primo tempo appunto e secondo tempo. Un primo tempo un brutto direi primo tempo, dove facevamo sostanzialmente il gioco della Leonardo, non giocando bene, troppe individualità, poco gioco di squadra, troppo nervosismo dovuto anche a un maggior numero di passaggi sbagliati. Nel secondo tempo invece abbiamo corretto questi difetti, cercando di applicare il più possibile il nostro modo di giocare, e si è visto anche perché gli abbiamo dato un parziale di 3-0, quindi diciamo che abbiamo capito quali erano i problemi nel primo tempo e li abbiamo ricorretti nel secondo, e si è visto questo. Sì, diciamo 2 in casa e 1 fuori casa come vittorie, è ovvio che dica speriamo di continuare così. La prossima settimana abbiamo altri 2 incontri, uno infrasettimanale e poi uno sabato, quindi nell'arco di una settimana facciamo 3 partite. Andremo a Cuneo contro il Fossano, una squadra che sostanzialmente oggi non so cosa abbia fatto, ma comunque le ha vinte tutte tranne la prima che ha perso il tavolino. È una squadra che gioca bene, è una squadra molto anche fisica, tecnica, e quindi sarà una partita difficilissima. Noi cercheremo di recuperare le energie, perché oggi abbiamo speso tanto, soprattutto nel secondo tempo, e cercando anche di mettere a fuoco ancor più i nostri principi di gioco. Lo scorso anno sono arrivato il 14 di novembre e ho trovato la formazione sostanzialmente la squadra già fatta, già pronta. Non è stato facile entrare in corsa perché magari le idee di gioco erano un po' differenti, ma che comunque siamo riusciti a qualificarsi, anche se all'ultima giornata per la Serie A2 Elite. Quest'anno una squadra che grazie al presidente, grazie al direttore sportivo è stata creata secondo le mie idee di gioco, e devo ringraziare tanto la società appunto per questo, e creando prima di tutto una squadra dove sono veramente dei giocatori straordinari dal punto di vista umano e oltre dal punto di vista tecnico e tattico. È facile allenare una squadra così perché sono giocatori che veramente danno il massimo ad ogni allenamento, si mettono a disposizione ogni minuto, ogni giorno della settimana, e quindi sono contento, sono orgoglioso di guidare questa squadra. Speriamo insomma che il futuro sia come adesso, come il presente sostanzialmente. Luca Mazzone, allora netta vittoria contro la capolista, ora avete agganciato la vetta, per te un gol anche in questa partita, che cosa volere di più? Ma sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita. Al primo tempo abbiamo avuto 10 minuti dove abbiamo fatto un po' di confusione, abbiamo perso tanti palloni dietro in possesso, è sicuramente una cosa da migliorare, però credo che sia un bellissimo segnale aver vinto 5-1 contro una squadra che l'anno scorso ci ha messo molto in difficoltà, ed è la stessa squadra praticamente, quindi 3 vittorie di fila cominciano a essere belle, e abbiamo affrontato tra l'altro 3 delle squadre più strutturate del campionato, quindi sicuramente è un'ottima base di partenza, dobbiamo continuare così. Finora come puoi valutare il vostro girone, il vostro campionato? Certo è ancora presto, ma qualche idea l'avrai fatta? Ma è un girone molto equilibrato in realtà, credo che ogni partita possa dire la sua, che sono squadre tutte forti, perché insomma è un campionato di livello, e ovviamente noi siamo una squadra che vuole dire la sua e arrivare più in alto possibile, però è un bel girone. Come dicevo prima, è importante aver già affrontato le squadre forti, tutte sono forti in realtà, però queste credo che siano le 3 un po' più strutturate per la categoria, quindi abbiamo fatto un ottimo risultato. Per quanto riguarda invece la squadra del Città di Mestre, così come è strutturata tra le cosiddette vecchie guardie e i nuovi, come la puoi valutare? Ma secondo me siamo un bellissimo gruppo innanzitutto, fatto di ottime persone, ragazzi, tutti bravi ragazzi che remano tutti dalla stessa parte. Questo è importante perché l'atteggiamento fa gran parte dei risultati poi che si vanno a costruire. Credo che siamo
tanti giocatori complementari e quindi sicuramente un ottimo gruppo. Io prima della stagione, vedendo un po' anche sulla carta, credo che non partiamo inferiori a nessuno, c'è solo da dimostrare quello che sappiamo fare, quello che possiamo fare, quindi con la fiducia credo che possiamo arrivare in alto. Ultima cosa che ti chiedo, il tuo gol lo dedichi a qualcuno in particolare? Ma sicuramente la mia famiglia che è sempre qui a sostenermi, quindi a loro sicuramente.